Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Operazione catena spezzata a Catania. 9 persone sono finite dietro le sbarre per i reati di associazione a delinquere, rapina, estorsione e furto, ma anche traffico di stupefacenti e detenzione di armi. I carabinieri del NAS di Catania hanno chiuso una trattoria dove le cucine e i depositi erano invasi da blatte insieme a un ristorante privo di requisiti igienico-strutturali. Complessivamente sono stati sequestrati 8 tonnellate di alimenti. Blitz antimafia nel Trapanese, arrestate 21 persone. L'operazione ha svelato le collusioni esistenti tra esponenti della vecchia amministrazione comunale di Custonaci e i clan. Tra gli arrestati presente anche l'ex vice sindaco Carlo Guarano, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Una bambina di 2 anni è stata aggredita all'occhio destro da un cane randaggio a Carini, nel Palermitano. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico per preservare la sua vista. La ripresa Stulaz al 104esimo dopo 14 minuti di recupero. Il Palermo ha pareggiato per 2-2 contro lo Spezia dopo essere andata sotto di 2 reti. Importante non perdere per gli uomini di Corini che rimangono tra le prime della classe a un solo punto dal Catanzaro. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle 19:30.